Ritornare a scuola senza restrizioni finalmente. È abbastanza liberatorio, presumo, cioè almeno per me è un peso in meno a cui pensare. Ci lei comunque le mascherine perché è sempre meglio averle, ma anche perché per i mezzi pubblici serve ancora, ma è sicuramente più liberatorio potersi muovere senza il pensiero della mascherina o distanziamenti particolari. Hai già dei piani per il futuro? Sì, anche se sono piuttosto complessi. Sarebbe praticamente andare dall'altra parte del mondo, ma se riesco vedrò, insomma, devo un attimo capire se mi conviene terminare gli studi qua in Italia e poi uscire o andare direttamente fuori, anche con gli studi. Hai qualche speranza per quest'anno nuovo? Sì, vorrei migliorare la mia media scolastica per quanto non sia male di per sé, mi piacerebbe migliorarla ancora di più perché ho un'idea di anno scolastico nella mia testa, ho cambiato un po' di routine, ho cambiato un po' di cose rispetto agli anni scorsi, quindi speriamo di riuscire a stare dietro a tutto. È molto bello perché riesco a vedere le persone, cioè la loro faccia, e il contatto visivo, riconoscere una persona dal suo viso è tipo la cosa più bella del mondo, quindi sono molto contenta di averle tolte finalmente. Peccato per la corriera, speriamo che riusciamo a toglierla anche lì finalmente. Speranze per quest'anno nuovo? Che vada bene, un po' meglio dell'anno scorso e ce la metteremo tutta dato che è l'ultimo anno. Progetti futuri, pensavo di fare un ITS, sempre di moda, e poi volevo subito iniziare a lavorare perché ho provato l'esperienza lavorativa durante l'estate quest'anno e mi è piaciuta molto e quindi spero di finire bene la scuola per poter fare questo ITS e poi lanciarmi nel mondo del lavoro. Sì, ci sta a tornare a scuola senza le restrizioni, però non è una libertà completa, secondo me. Avrebbero potuto togliere di più. Speranze per questo nuovo anno? Beh, speranze che finisca bene, almeno per me, e di finalmente uscire e fare la maturità e poi buttarmi nel mondo del lavoro. Progetti futuri? Beh, oddio, ho un po' di progetti futuri, però sto valutando anch'io col tempo il da farsi. Finalmente posso avere un contatto anche con i miei colleghi e poi è ancora più bello, insomma, un'emozione in più. Speranze per quest'anno nuovo? Beh, le speranze è di ritornare come gli anni scorsi, e più uniti e una classe più vivace e innanzitutto di intraprendere cose nuove. Okay. Progetti futuri? Allora, come progetti futuri ovviamente finire la scuola e si punta sull'università oppure sul mondo del lavoro che ci dà questa scuola, insomma. Bellissimo, sembra di tornare una volta che eravamo tranquilli senza la paura del Covid, senza le mascherine, adesso è tutto più libero, siamo tutti più tranquilli, è più bello così, ritorniamo in compagnia come una volta, non serve più stare distanti e è bene così. Che speranze hai per questo nuovo anno scolastico? Questo nuovo anno scolastico, visto che è l'ultimo, spero che vada meglio di tutti, che sia andato bene, una scuola bellissima questa e anche quest'anno credo di trovarmi bene, anzi credo vado a fare l'università, seguirò sempre l'indirizzo che ho scelto con l'Insta Turistica, qualcosa sul turismo così. Sì, visto che è una bella scuola che ci insegna bene, vale la pena anche andare a fare l'università.